La sicurezza stradale al centro della Maienza 2025 di San Dorligo della Valle. Grazie ad ACI Trieste e l'autoscuola ACI Ready to Go Bisiac, con un etilometro usa e getta si potrà misurare gratuitamente il proprio tasso alcolemico per non incorrere in pericoli o sanzioni. All'inizio di maggio, in molti paesi del Goriziano e del Triestino, si innalzano i colorati mlai, cosiddetti alberi di maggio, tronchi alti e sottili, sui quali i ragazzi posizionano fronde verdi e decorate. Questa tradizione, originariamente legata alla celebrazione della primavera, segna l'ingresso dei ragazzi e delle ragazze del paese nel mondo degli adulti, con feste e chioschi enogastronomici. L'organizzazione della Maienza, attenta e sensibile alla sicurezza dei giovani, quest'anno ha voluto ospitare all'evento un gazebo riservato all'autoscuola ACI Ready to Go Bisiac di Trieste, in collaborazione con l'Automobile Club Triestino. E credo che sia anche bello dire che è una prima volta, e un ringraziamento va ovviamente agli organizzatori della Maienza di Dolina, dove non si era mai visto prima, credo, una cosa di questo tipo. Saremo presenti appunto con l'autoscuola Bisiac, che peraltro ringrazio perché si adopererà in queste giornate che poi vanno da questa sera fino ad arrivare a martedì prossimo alla Maienza appunto a Dolina. Ci sarà un gazebo che in qualche modo conterrà una serie di situazioni, di persone che parleranno di sicurezza stradale, legata sicuramente a quello che è il progetto regionale del For Safety FVG, che a Trieste lo stiamo cercando di divulgare il più possibile in manifestazioni le più varie. Saremo anche a fine maggio in Piazza Unità d'Italia con la Mitre Europea Race, dove parleremo di sicurezza. In questo caso, bello anche dire, ci saranno degli etilometri che verranno regalati, ce ne saranno a migliaia, e dico tutte le persone, veramente i ragazzi, le ragazze e le famiglie, ma quelli che bevono anche un bicchierino in più per divertirsi quella sera, provare, proprio per provare a livello di gioco, a soffiare, a capire che cosa che succede. Altra cosa che va detta, che sarà anche altrettanto bello da provare, saranno degli occhiali che si potranno indossare, dei simulatori sostanzialmente dello stato di ebbrezza, e si riesce a capire con questi occhiali quello che succede quando si beve un bicchiere in più, e perciò, come dire, nel momento in cui lo sai, magari ti fermi prima e sai che non devi guidare.